Buongiorno a tutti, siamo qui per iniziare con oggi un percorso sulla cucina friulana. Siamo nel mese di maggio e partiamo proprio dall'ortaggio più caratteristico della nostra regione in questo periodo, che è l'asparago. In particolare l'asparago bianco, ma di asparagi nella nostra regione si coltivano anche quelli verdi e anche un asparago violetto, la cui origine però è ligure perché si chiama violetto di Albenga, ma ormai è coltivato anche da noi. L'asparago si coltiva nella nostra regione fin a partire dal 1750 circa e sembra che alla corte asburgica gradissero moltissimo questi nostri turioni. L'asparago si coltiva in zone alluvionali e quindi molto vicino ai corsi dei fiumi di cui la nostra regione è molto ricca, in particolare lungo il Cormor e fra tutti ricordiamo l'asparago di Tavagnacco, che è un'eccellenza, e lungo il Cellina Meduna nella zona di Vivaro e lungo il Tagliamento nella zona tra San Giovanni e Casarsa e anche Morsano. L'asparago si sposa con moltissime cose e io ho preparato qui dei prodotti che sono tutti friulani. Questo qui è una cosa che è difficile magari trovare all'estero, che è il format di Frant. Questo è il burro, perché l'asparago è goloso di burro più che di olio, soprattutto se lo facciamo in padella, con del formaggio montaggio che qui è stravecchio, il prosciutto di San Daniele che tutti conoscete e anche il riso. Un classico della nostra cucina è infatti il risotto, ma la consumazione più tipica in Friuli dell'asparago è quella con le uova sode e che poi presenteremo in varie modalità di lavoro. Tutte le ricette saranno facilmente riproducibili perché il desiderio nostro è quello di incentivare l'utilizzo di questi ingredienti semplicemente a casa ed in famiglia.